Il Veneto è la terza regione d'Italia per numero di studenti stranieri. I nuovi cittadini rappresentano il 10% della popolazione, circa 485.000, e l'11% dei contribuenti IRPEF. Il 2% è un donatore di sangue. Una percentuale molto bassa rispetto invece alla presenza di stranieri nel Veneto. Da questi numeri l'Avis regionale prende spunto per fare un focus e lanciare un appello. Gli obiettivi sono due. Il primo è che vadano a donare sangue perché anche gli stranieri si ammalano e quindi hanno bisogno di sangue. Poi il sangue non ha colore e quindi che provenga ovviamente da italiani o da non italiani, il sangue è sempre lo stesso e ce n'è assolutamente bisogno per loro e per noi. E quindi questo è un obiettivo che noi ci diamo, un appello che lanciamo. Il secondo è che questo aiuta a includere, perché così ovviamente si capisce che siamo tutti ovviamente nella stessa comunità e ciascuno deve dare quello che può dare e il sangue è un piccolo gesto che può invece aiutare delle vite ovviamente non perdere le vite. Sull'argomento si sono già scatenate non poche polemiche, ma l'Avis rassicura la cittadinanza. Noi non entriamo nel merito ovviamente di come regolare i flussi di immigrazione perché non è compito nostro. Sicuramente noi sappiamo che gli immigrati ci sono, esistono, sono regolari e perché regolari possono essere cittadini a tutti gli effetti e la donazione di sangue li aiuta. Non c'è alcun problema riguardo alla sicurezza. Ahimè, io chiedo agli immigrati di venire a donare di più proprio perché ci sono meno donazioni, ma perché? Perché i controlli sono molto più accurati. Lo stesso ritorno a casa degli immigrati è un momento nel quale ci saranno delle sospensioni perché ovviamente magari vanno e sono in luoghi dove ovviamente magari ci sono delle malattie, bisogna essere più attenti. Tra i donatori di origine straniera si fa spazio anche alla comunità islamica. Ci sono diversi anni che abbiamo avuto degli incontri nei nostri centri culturali e nelle moschee con le Avis regionali, locali che spiegano e ci chiedono di partecipare a queste donazioni.